parte col destro, che gol! Golotto, che gol! Col destro! Mamma mia! Che gol! Fine primo tempo, KTM Quaglie, risultato di in vantaggio Quaglie per 3-1. Andiamo a intervistare un po' i protagonisti in campo. Santoro, Jenny, 3-1 state perdendo. Mi stiamo facendo un'ottima gara, però un po' nervosa, come tutte le altre partite. Vabbè, nel secondo tempo cerchiamo di fare il nostro meglio e la partita la modifichiamo da 3-1, speriamo di vincere di 2-3 gol di differenza. Speriamo, Va bene, bocca al lupo, Jenny. Andiamo dalle Quaglie. Andiamo dal portiere. Glovi! No, esco io, vai. Grandissimo primo tempo per voi, vantaggio 3-1. Sta funzionando tutto bene secondo te? Sì, diciamo che per ora abbiamo difeso e attaccato in modo più che sufficiente, stiamo tenendo botta, quindi la partita è ancora tutta aperta da vedere, quindi cerchiamo di rimanere concentrati al secondo tempo così come nel primo e dovremo portare a casa i risultati. Bocca al lupo. Buonasera, essendo partita tra KTM e le Quaglie, ottava giornata Social Cup Girone A. Vittoria per le Quaglie per ben 5 reti a 3. Andiamo con il migliore in campo Morrone Fulvio e consegniamo la medaglia di migliore in campo più un buono sconto al nostro sponsor dell'Ottica Emerson. E poi andiamo dal rappresentante della squadra del KTM, oggi uscita sconfitta. Gianni, non è un alibi, però comunque si sono sentite l'assenza soprattutto di Pipino e quella di Cece. Sì, purtroppo quando ci sono degli assenti si sa che la squadra cala un po', però noi quando purtroppo la partita si innervosisce... Ne risentite? No, esce proprio il nostro lato peggiore. Purtroppo siamo fatti così, poi quando giochiamo calmi non ce ne per nessuno, sappiamo. Sì, su questo ti do ragione. Comprende anche la squadra avversaria. Quando siete tranquilli, quando siete tranquilli è tutto un altro gioco. Giocate meglio, però poi quando vi innervosite non c'è niente da fare, non è proprio giornata. KTM che forse deve rinunciare al primato del girone, però comunque si sa, le fasi finali sono tutta un'altra cosa. No, noi non puntiamo mai alla vittoria del girone, noi puntiamo solo partita dopo partita a divertirci. Forse c'è da fare una tirata d'orecchie a Pipino per la squalifica. La tirata di orecchie ce la dobbiamo fare solo noi, perché noi abbiamo giocato, non dico male, però abbiamo giocato nervosi e questo ci ha portato a perdere la partita. Va bene, Gianni, un saluto a casa. No, saluto gli assenti, soprattutto Salvatore Ceci, e saluto anche la squadra avversaria. Va bene, bocca al lupo e proseguente del torneo, grazie per il saluto. Andiamo ora dal migliore in campo, Morrone Fulvio, grande partita per te, autore di una doppietta. Avete battuto i campioni in carica, avete giocato veramente bene. No, non lo sapevo che erano i campioni in carica, però mi fa piacere di aver vinto, ovviamente la vittoria fa sempre piacere. Poi soprattutto se mi dici che sono i migliori in campo fa ancora più piacere, cioè i migliori vincitori dell'anno scorso. Sì. Meglio ancora. Queste Quaglie giocano veramente bene, ogni volta che giocate sempre meglio. Secondo te possono puntare alla vittoria finale oppure c'è qualcosa da migliorare? Io spero, non credo di riuscire a vincere il torneo, però spero di arrivare a una buona posizione e magari vincere anche il torneo, sempre meglio. Ok, una dedica speciale? A nessuno, alla squadra, che abbiamo fatto un'ottima partita. In bocca a lui e poi si entra il torneo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.